Hanno finito di seminare il terrore tra i residenti dei comuni di Marano, Zanè, San Vito di Leguzzano e Giavenale. I carabinieri di Thiene hanno stretto le manette attorno ai polsi di due nomadi di origine Sinti, Giosuè Innocenti e Elt Blu, di 23 e 41 anni, accampati abusivamente nella zona industriale vicino all'Argine Leogra. I militari hanno appurato che la coppia, con un sistema ben collaudato, tra metà aprile e fine ottobre 2020, ha razziato auto in sosta e abitazioni asportando denaro, molini in oro, borse lasciate sui sedili delle macchine e ancora portafogli e cellulari. I due giravano con un furgone doblò bianco battendo a tappeto parcheggi di supermercati, centri abitati e una volta addocchiata la vittima, per lo più donne, agivano in maniera fulminea, approfittando del momento di distrazione o di assenza. Così a Marano hanno rubato l'incasso al dipendente di una pizzeria in consegna a domicilio durante il lockdown. A Malo hanno rubato preziosi per 16.000 euro da un'auto ferma al centro diurno per anziani, preziosi che la donna portava con sé per timore dei ladri in casa. O ancora il furto di una Fiat Abarth, poi recuperata in un bosco, lasciata per una manciata di minuti fuori dal bar con le chiavi inserite. Ad aiutare i militari nelle indagini le molte testimonianze che hanno fornito precise descrizioni dei due e i siti social.